vai, parti. A ruota libera, a ruota libera. A ruota libera, purtroppo la Mazzina non è trovabile, però c'è problemi. Mario Schivo. C'è il grande nostro team leader che è riuscito a imbrigliare il Bolzano. Bravi veramente questi biancorossi, stanno con McKenna ritrovando la verve del tempi d'oro. Bravi. Però poi solita Bolzano partenza... aveva un tifo da casa, praticamente una 25, una trentina di ragazzi venuti fin qua a Bolzano, arrivati alla fine del primo tempo come al solito. Direi che l'Alleghe ha giocato molto meglio del solito. Peccato per la solita partenza. Sì, il portiere non riesce a ingranare subito, ma insomma... Però poi ha fatto delle grandi parate. Esatto, poi anche Lutz Boma ha giocato molto meglio stasera, e quelli erano quelli, evidentemente anche la presenza del ritorno del presidente ha giovato a tutto. Basta così? Molto bene. Dai, aspettiamo il derby, poi ne riparliamo. Ok. Allora, tanto loro sono 5. Dall'Olimpico. Aspetta, diciamo subito che sono 5 punti indietro in questo momento. E siamo sopra del Valpellice, mi pare di 4 o 5 anche loro, mi pare. Comunque siamo nei playoff in questo momento, adesso siamo molto contenti. Più che la sesta posizione, che purtroppo in questo momento si allontana di tanto, perché il Pontebba ha fatto un grande risultato ad Asiago. Andiamo avanti piano piano. Grazie a tutti, ciao. Oggi con la casacca di canadiani. Sì. Ho detto adesso al presidente Rossi, mi dai la mano anche sulla casacca di Canadiens? So che è un tifoso dei Maple Leafs. Sì, dei Maple Leafs, ovviamente lui è un tifoso dei Maple Leafs e di conseguenza mi ha dato la mano volentieri, comunque sono contento. La partita, abbiamo visto una bella partita di hockey, un hockey veloce, condito da molti errori, ma è inevitabile quando si gioca in velocità di commettere gli errori li hanno fatti tutte e due le squadre. Pagliero è partito piuttosto male, ha preso un brutto gol che avrebbe avvilito qualunque portiere, invece pian piano si è ripreso e ha giocato un'ottima partita secondo e terzo tempo. La squadra ha giocato un hockey veloce, hanno ancora dei problemi nella zona di difesa, come velocità, come movimenti, come automatismi sugli scambi, però secondo me il discorso, quello che dobbiamo fare è work in progress. Il lavoro si vede e comincia anche a pagare. La squadra c'è e secondo me è una squadra che ancora non deve pensare ad altro che andare avanti passo dopo passo e lavorare partita per partita. La fiducia, i punti. Facciamo dire qualcosa anche lui, ne approfittiamo. Uno dei migliori telecronisti italiani, radiocronisti italiani, forse il migliore. No, non è vero. Grazie Angelo Ramazzina. No, stavate parlando di Alleghe, sono d'accordo, insomma una squadra che con questa vittoria penso che può riacquistare quella fiducia che forse è mancata. Si vede che c'è McKenna che comunque ha portato stimoli e ha portato comunque nuovamente coraggio, una squadra che sembra avere smarrito appunto il coraggio per strada. Adesso è una fase delicata, fondamentale per l'Alleghe, questa è una vittoria fondamentale. È impossibile forse fare la corsa sul Pontebba, però con queste credenziali playoff sono assolutamente alla portata, basta crederci insomma. E Bolzano? Bolzano sta crescendo, questa sera ha perso solamente all'overtime, naturalmente puntava alla vittoria, però è una squadra totalmente diversa rispetto a quella che si era vista sempre qui a Alleghe, che aveva perso malamente 3-0, che sembrava senza idee, senza carattere, senza mentalità. Certo. Componenti che si sono viste questa sera. Ha vinto un Alleghe che comunque nel terzo tempo ha giocato meglio, che ci ha creduto di più alla pari del Bolzano. È stata comunque una bellissima partita e forse è una vittoria importante per l'Alleghe, ma è una sconfitta vittoriosa per il Bolzano, perché a livello di carattere è una squadra che ha ritrovato questa mentalità e adesso può guardare con fiducia al futuro. Grazie Thomas. Grazie. Ciao. Sì, non avevo dubbi. Concludere allora? Non avevo dubbi, la pensiamo nella stessa maniera. I punti tecnici li ha ben esposti Thomas Laconi. Voglio solo aggiungere per gli amanti dell'hockey: è aumentato per l'Alleghe il livello di comunicazione, i giocatori in campo hanno maggiore comunicazione di prima, è aumentato anche è migliorato l'atteggiamento dei giocatori, si aiutano di più tra di loro, hanno un atteggiamento positivo, si danno una pacca sui parastinchi, la mano, sono cose buone queste, vuol dire che l'ambiente è un ambiente che sta lavorando nella giusta direzione e tutto è ancora possibile per il campionato.
Uno viene eliminato, ma non credo sarà l'Alleghe, per gli altri tutto è possibile. I tifosi dell'Alleghe devono avere fiducia e venire allo stadio, aiutare la squadra. Certo, C'è bisogno. C'è bisogno. Sì. Grazie Angelo. Ciao. A good win, but a bad start as the last Yeah, games. it's been. We have to really correct that. You know, we had a good 10 minutes. We played well for the first 10 minutes, and then we took a penalty, and they got a goal, and it seemed to really deflate our attitudes. And we got another one in shortly after that. But the guys, you know, played better in the second period, and we played pretty well in the third period. We have to do that now for 60 minutes, and if we do that against Cortina, I think we'll come out with the 3 points. Thank you, Steve.